Mancano una ventina di secondi al via per il Gran Premio Italia Divisione Femminile. In 11 dietro le ali dell'autostart per questo doppio chilometro dopo il forfait di Eridamia. All'1 Euforia B, Mauro Biasuzzi per il training di Edwin Lagas, con il numero 2 Estasi di No, Marco Stefani per Francesco Alessandrini, che è anche proprietario, con il 3 Elettradesi, Edoardo Baldi, Mauro Baroncini, quello del signor Antonio Serena Monghini, con il 4 Ela Linda, Antonio Di Nardo, Lamberto Barbieri, Raffaele Cantelli, 5 Eclisse Rock, Vincenzo Piscoglio dell'Annunziata per Filippo Rocca e la scuderia Sant'Eusebio. Al 6 Emily Pan, Edoardo Baccalini che allena e guida per la scuderia Fox. 7 La Main, Andrea Farolfi, Mauro Baroncini, quello del signor Petriello. Emily LP, Roberto Vecchione per il team Elert e la scuderia Starlux. Extra Time S, Antonio Simioli, Alessandro Gocciadoro, Eva Cangiò, Alessandro Gocciadoro allena e guida, e Leomeda Jet, Natale Cintura, allena e guida per la signora Quartararo. Si parte. E ancora una volta i numeri larghi a farla da padrone, con Emily Pan che però sbaglia, e così all'interno è velocissima Elettra Desi che prende il comando nei confronti di Estasi di No. È partita bene Euforia Rock, che però ora si trova allo scoperto. In terza posizione alla corda Euforia B, mentre rimane all'esterno anche Ela Linda, la quale si trascina Extra Time AS, mentre muove anche Eva Cantogio che va a fare la quarta pariglia esterna. Davanti alle tribune si rallenta il ritmo, con Elettra Desi in vantaggio nei confronti di Estasi di No. Di fuori suo malgrado Euforia Rock, e la Linda fa la pariglia, mentre sposta in terza ruota ma sbaglia Eva Cantogio. Sulla piegata di destra Elettra Desi, comoda numero al 10 comando. Eva Cantogio, passa i primi 600 metri di corsa in 45 spaccato. Elettra Desi guida su Estasi di No. Di fuori Euforia Rock, in pariglia e la Linda, terza allo steccato Euforia B che precede Emily LP, terza pariglia al largo per Extra Time AS, chiudono alla retroguardia Eleomeda Jet ed Ela La Main. 1 minuto e 8 decimi, una frazione in 15-8 sulla retta opposta alle tribune, ed Elettra Desi sempre in comodo vantaggio va a portarsi alla metà gara, che passa in 1.17.3 con una frazione addirittura in 16,5 all'ultimo passaggio davanti alle tribune. Elettra Desi è in vantaggio su Estasi di No, mentre al largo è sempre Euforia Rock con in scia e la Linda. Terza pariglia al largo per Extra Time AS, non cambia nulla sotto alle tribune, una frazione ancora lenta in 15,5, con la leader che si sta permettendo davvero tutti i propri comodi, nessuno che fa la prima mossa, e così a 600 metri dalla conclusione la situazione è cristallizzata, c'è un 15,7 di frazione. Muove la Linda che dalla prima sveglia la corsa, scavalca Euforia Rock e prova ad andare in caccia di Elettra Desi. È la Linda che attacca, Elettra Desi che accelera a 400 metri dalla conclusione, 15,1 la retta di là, insiste la Linda che si porta in scia Estasi di No. Elettra Desi che accusa sul parziale, prova a riprendersi sul passo, va di dentro invece Euforia B, poi guadagna bene anche Emily LP. La piegata conclusiva con la Linda che passa sulla scarrierante Elettra Desi, interviene Estasi di No e la Linda in vantaggio. Estasi ci prova, al largo Euforia B, Estasi di No che manda l'arcoveggio in Estasi, ancora Marco Stefani, al secondo è Euforia B, al terzo è la Linda. 29,4 ad arrivare, 1,16,4. Marco Stefani perfetto in sediolo alla leva di Francesco Alessandrini, che è anche proprietario della figlia di Nada Sheba e One Way, servita da percorso a dovere. Elettra Linda attacca e passa su Elettra Desi, ma nel finale è preda del finish bruciante della figlia di Nada Sheba, Estasi di No, che vince. C'è il giallo della giuria, al secondo è Euforia B, al terzo è la Linda. Ovviamente tutto questo sub iudice.